in collaborazione con Da Bagnara vi raccontiamo la 7ª festa della Mora Romagnola in sagra con tantissimi prodotti del territorio. Una festa organizzata dalla Lions Club Valle del Senio e l'intento è la solidarietà nei confronti delle scuole colpite dall'alluvione. Questa è la mosca soldato, non assomiglia alla mosca comune, quella a cui noi siamo abituati, è fastidiosa, ma bensì è un insetto che ha origini sudamericane e di questa larva viene sfruttata la parte proteica. Parleremo di questo perché a Bondeno, nel Ferrarese, il CRPA ha portato avanti un progetto che vuole appunto verificare quali sono i contenuti proteici di queste larve che entrano nella filiera zootecnica, quindi non per l'alimentazione umana. È una larva che è originaria appunto di paesi caldi, quindi si sfrutta anche il calore di biodigestori, di aziende di cui ne sono in possesso, per portare avanti appunto un allevamento in funzione di una mangimistica, quindi per animali, polli, maiali e non solo. A Bagnara torna la festa della Mora Romagnola e noi festeggiamo insieme a lei, ma non solo alla Mora Romagnola, che è questo suino particolarissimo di queste terre, recuperato e valorizzato, ma lo festeggiamo insieme a tanti volontari, a tanti amici, ma soprattutto al mondo del Lions Club Valle del Senio e insieme alla solidarietà, perché abbiamo messo tutti insieme per raccontarvi una bella puntata che ci fa cominciare questo dicembre insieme. Allora, Sagra della Mora Romagnola, siamo già arrivati a diverse edizioni. Il presidente del Lions Club, Gianmarco Lanzoni, è un'iniziativa che vede un sacco di gente lavorare, siete decine e lo scopo è solidale. Assolutamente sì, siamo al 7° anno e una manifestazione di questo genere non si potrebbe mettere in campo e realizzare con successo, ovviamente poi dopo vi dirò qual è il successo, se non ci fosse appunto tutta la manodopera, fra virgolette, dei Lions e delle consorti in particolare. Però desidero una parentesi, ringraziare assolutamente le officine gastronomiche Spadoni, la Proloco di Bagnara e tutti coloro che onestamente hanno avuto a che fare con questa organizzazione, perché da questa giornata, da questo pranzo in festa con la Mora Romagnola, che è un prezioso alimento che noi curiamo e gustiamo anche a tavola, ci saranno dei ricavati e andranno tutti gli utili di questa giornata, dei ricavati di questa giornata andranno per gli istituti scolastici alluvionati. Questo è lo scopo soprattutto. Poi siamo in amicizia, in allegria, buon cibo, buon vino e viva la Mora Romagnola. Esatto, viva la Mora Romagnola, viva chi ha consolidato la ripresa di questa Mora Romagnola e viva le consorti che noi chiamiamo le Arzdore qui in Romagna, si chiamano così. Tra l'altro noi qui vediamo alcuni dei prodotti che saranno gustati, altri che potranno contribuire ulteriormente ad ampliare il portafoglio per le scuole della zona che sono state alluvionate. Lo stand diciamo il pranzo, focaccia farcita, farfalle con ragù di mora, porchetta, salame alla griglia, patate arrosto, crostata, acqua e vini, vin brulè. Avete sentito dire porchetta, la porchetta non c'è ancora ma sta arrivando. Strichetti, allora non ci sono nemmeno loro, c'è solo il ragù. Io esco un attimo, vi lascio qui, non toccate niente, anche se i profumi sono tanti, e vado insieme ad un'altra sdora a preparare gli strichetti.
Ed eccomi allora nell'area delle cucine. Vedete, qui si sta facendo la sfoglia, Pierangela al lavoro, mentre dietro ci sono tantissime volontarie che stanno lavorando per preparare tutti quelli che saranno i piatti freddi e caldi di questa bellissima sagra della Mora Romagnola. Allora Pierangela, la sfoglia, intanto il materialino è un po' piccolino, si fa fatica. Sì, di solito a casa io ce l'ho più grande, ma stamattina mi hanno dato questo, quindi... La capacità di adattarsi è importante. Allora, io ci ho provato, mi hanno detto un etto di farina, un uovo. Sì, la dose è quella. Ecco, la dose è quella, però dopo ci vuole tanto olio di gomito, che è l'altro ingrediente. Sì, sì, bisogna prima di tutto lavorarla bene, impastarla bene. Diciamo che adesso usano molto le impazzatrici. Io a casa mia non ce l'ho ancora, però... E si va bene così. La cosa bella è che vedete come non c'è una grana, ma è tutta bella liscia, cosa che a me non riesce mai. Ecco, il piatto che tiriamo fuori, il primo, la minestra che tiriamo fuori da questa sfoglia, mi hanno detto saranno gli strichetti. Sì, gli strichetti. Praticamente viene fatta la sfoglia tirata, poi viene tagliata tutta a listelle e si prendono nel mezzo come fare delle farfalle praticamente, delle piccole farfalle. Allora Pierangela, intanto io racconto un po' quello che sta avvenendo dietro di noi, perché davvero si sta facendo il ragù da una parte, poi da un'altra parte si sta facendo anche il salame fresco alla brace, poi credo che ci sia il pentolone del vin brûlé e poi naturalmente il menù della sagra non può essere completo se manca la porchetta, ma noi tutto questo lo vedremo all'interno della nostra tavolata. E a questo punto è bella spianata, io mi sono armata di coltello, poi l'arnese giusto sarebbe la sprunella, ma va bene anche così perché qui nell'ambito della sagra ognuno ruba gli arnesi all'altro. Allora, tante striscioline, noi ne facciamo solo alcune perché poi dopo devo tornare di là a vedere tutti gli altri prodotti. Allora, Ecco. Si prende più o meno una misura cercando di farle tutti uguali e poi praticamente si prendono, si stringono e vengono delle farfalline. ecco, strichetti o farfalline, molto bene, queste le condiamo col ragù, sono la morte. Ragù di Mora Romagnola che sono buonissime. Ma prima di portare in tavola i nostri strichetti incontriamo anche curiosi del territorio. Mattia Galli, sindaco di Bagnara. Allora, un territorio che diventa ancora una volta occasione di prodotti di eccellenza, ma anche di solidarietà. Assolutamente sì. Io sono certamente sindaco di Bagnara da poco più di 6 mesi, ma prima di tutto da 16 anni a questa parte sono socio del Lions Club Valle del Senio e ricordo che questa Mora Romagnola è arrivata alla 7ª edizione e siamo molto felici di promuoverla proprio qui sul nostro territorio di Bagnara per il 3° anno consecutivo. Credo che sia un momento di solidarietà molto bello. Il Comune di Bagnara già dalle precedenti amministrazioni aveva risposto a diverse sollecitazioni che il nostro Lions Club gli aveva dato e oggi sicuramente sono ben felice in qualità anche di sindaco di poter festeggiare insieme a tante persone convenute qui questo bellissimo momento, come diceva appunto lei, di solidarietà per tutti, perché il Lions Club comunque sul nostro territorio di vallata, sebbene noi siamo nella vallata del Santerno, fummo inseriti oltre 40 anni fa nella Valle del Senio, da Casola, Riolo, Castelbolognese, Sorarolo e quindi Bagnara fa tantissime attività e credo che dopo gli eventi del 16-17 di maggio serva sempre più solidarietà non solo fuori dal nostro territorio ma anche e soprattutto dal nostro territorio che è stato fortemente colpito e martoriato, in particolare Sorarolo e Castelbolognese nella parte di pianura e Riolo e Casola nella parte diciamo così collinare e montana. Quindi credo che eventi come questi siano strettamente necessari e servino proprio a ridare quel collegamento col territorio che c'è sempre stato ma che in occasione di quell'evento sia ancora di più accentuato e cementificato.
Esatto, insomma, l'unione tra le persone e la condivisione anche per quello che riguarda il buon cibo. Io la lascio ancora curiosare nelle cucine, perché invece io adesso aspetto gli strichetti, ma nell'attesa mi risposto nella tavolata dove sta arrivando nella sala grande un sacco di gente. Dalla cucina alla tavola, torno qua, tra un po' arriveranno anche i nostri strichetti, Pierangela li sta concludendo, passo un po' davanti a tutti perché arrivo nel mondo della Mora Romagnola. Ettore Bartoletti, allora officine gastronomiche Spadoni, un allevamento allo Stato Brado. Esatto, un allevamento che fa del suo punto di forza appunto la parte esterna, il pascolo, e oggi esce addirittura con un nuovo marchio, la Mora Brada, per essere ancora più incisivo, più diretto e per far capire ai consumatori di cosa stiamo parlando. Ecco, allora la Mora Brada intanto qui l'abbiamo fatta in salame. Una caratteristica della Mora, al di là appunto della sua rusticità, di questo recupero, perché pensate che ne erano rimasti neanche una decina di esemplari e poi c'è stato un allevatore coraggioso che l'ha salvata e poi naturalmente il mondo Spadoni che l'ha valorizzata, perché bisogna fare un pochino grandi numeri per riuscire a imporre poi una razza non solo a livello zootecnico ma anche sul mercato. La caratteristica della carne, che ovviamente tra un po' gusteremo in porchetta, vedete che c'è appunto lo spazio vuoto, ma tra un po' arriva, è di essere una carne sapida, gustosa, però dicono che c'è anche del grasso e allora per quello era stata un po' dimenticata o no? Per quella era stata un po' dimenticata e forse disprezzata. Oggi invece con gli studi che abbiamo in essere con le università sia di Bologna che di Cesena abbiamo preso in considerazione il grasso e abbiamo notato che è un grasso estremamente ricco di mono e poliinsaturi e che fa quasi bene alla salute. Quindi un animale di qualità, un grasso di qualità. Dire che si cura il colesterolo con un panino al salame è azzardato, però ce ne si può permettere una fetta in più. E poi rende felice la vita, il che non è da sottovalutare. Allora, qua continuiamo a sfittellare, come si suol dire. Maria, qui abbiamo anche fatto una cosa molto particolare, è la capa delle ersdore, diciamo così, ed ha recuperato un'antica ricetta, quella dei tortelli alla lastra. Tortelli alla lastra, sì, sono fatti con acqua e farina, semplicemente poi si tira la sfoglia, tipo quella da fare da mangiare, da fare le tagliatelle, e poi si riempie, e io ho fatto zucche e patate, che è proprio quella di una volta, e poi ci va un soffrittino con pancetta, un po' di sale, pepe, un po' di cannella, e poi dopo si riempie, si fa il tortello che viene cotto sulla lastra. La lastra, quindi, insomma, noi a casa dove lo mettiamo? Su una... Ma anche sulla piastra aderente, sulle padelle aderenti. Ok, possiamo adattarlo agli Possiamo usi. adattarlo, sì. Allora, visto che abbiamo parlato di sfoglia, facciamo entrare i nostri strichetti con Pierangela perché vanno messi proprio lì dove sta il ragù, che è l'accoppiata vincente. Allora, Pierangela, resti qui con noi. Abbiamo anche tutto questo bellissimo mondo dei vini, delle farciture e poi ci sono state signore che hanno lavorato per giorni e giorni per farci quelle splendide crostate. Ne parleremo però tra un qualche minuto perché prima c'è un pizzico di pubblicità.